Zuppa di verdura con le cipolle cotte come lo faceva la la. Taglia le zucchine che buone che sono come lo faceva la la. Ma la la non c'è più, si è fidanzato ormai col figlio di Pilodi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. E boh! E allora la donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sol, porta con sé pomodori, peperoni, melanzane e cipolle, Pietro Semola. Allora oggi presentiamo la giardiniera alle melanzane, alle patate, ai pomodori e ai peperoni, una cosa bellissima. Come state carissimi Urgufan? È da un po' che non ci vedevamo, Signore, che ti ha fatto su? E allora come va? Allora, attenzione, prima andiamo a lavare le mani. Oh, laviamo le mani col sapone. Però ricordate, sapone a persi sempre. Laviamo le mani. E io sono stato un periodo che sono andato a farmi il vaccino 2 volte. Sono vaccinata, grande e vaccinata. Capito, miei cari? E quindi sono dovuta mancare per quello. Allora, adesso andiamo a farvi vedere come funziona tutta la giardinetta bella. Allora, qui abbiamo le patate che io ho già sciacquato, naturalmente, e non sto a pelarle, ma bensì le faccio a pezzi, così, guardate, vedete? Vede? Si vede? Guarda che bello così, guarda. Le patate tagliate a pezzettini, ne ho di più. Ecco qua, altra patata. E sempre dovete fare la giardinetta così come ce l'avete in casa, capito? Eccola qua, vedete? Le patate così, e queste patate immediatamente vengono messe nella casseruola così, immediatamente con un po' di olio che io vado a preparare qui. Eccolo qua, mettiamo l'olio, non troppo olio, eccolo qua, così, ecco qua. E allora accendiamo il gas. Il gas è acceso e faccio cuocere un pochino le patate. Eccolo qua. Faccio cuocere prima un po' le patate, vedete, così. E intanto comincio a preparare i miei pomodori, non i vostri pomodori, neanche i nostri, i miei pomodori. Eccolo qua, così, a pezzi. Sono 4 pomodorini che io intanto li preparo, perché poi piano piano andranno. Taglio anche le melanzane. Zuppa di verdura con le cipolle cotte come lo faceva la la. Dagli le zucchine che buone che sono come lo faceva la la. Ma la la non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pilodi, si è agganciata e resta lì. Dagli le zucchine che buone che sono come le faceva la la. Il cotechino cotto macinato fino fino come lo faceva la la. Ma la la non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pilodi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. E boh! Ecco, come vedete io preparo tutto questo materiale tagliato a piccolino e preparo. Quando le patate saranno un pochino cotte, diciamo che iniziano a cucinare, devo cercare di mettere le altre cose perché devono cuocere tutte contemporaneamente. Le patate, essendo
che contengono una quantità di acqua più delle melanzane e dei peperoni, devono cuocere di più e quindi le facciamo cuocere di più. Deve cuocere di più. E allora Urgufan, che cosa mi raccontate? Cosa avete fatto tutto in questo periodo lungo che io ero lontano? Dove eravate voi? Dov'è che eravate? Nascosti? Sì. Diciamo che i peperoni possono cuocere assieme alle melanzane. Eccolo qua. Ecco. Ecco, i peperoni sono quasi tutti pronti. Io intanto vi volevo dire che se molte volte non facciamo in tempo, diciamo, a rispondervi, perché siete in tanti, ma siete in troppi, non si può, ma siamo contenti di essere, che voi siete in troppi, siamo veramente contenti. Vi posso garantire che siamo felici veramente di sapere che siete in tanti troppi. Mettiamo un altro pochino di melanzane. Ecco qua, vedete? Adesso le patate sono quasi pronte e noi aggiungiamo tutti questi altri ingredienti adesso. Eccolo qua. Allora, vai, eccolo qua. Pomodori, tutto quanto. Tutto questo viene aggiunto e diventa tutta una meraviglia. In tempi di carestia, quando c'era poca roba da mangiare, nonna Peppa preparava queste cose ed eravamo tutti quanti felici e contenti di mangiare questa cosa. Vedete? Queste cose sì che sono buone. Un pizzico di sale, eccolo qua. Sale, molto buono, e un peperoncino rosso, eccolo qua. Nonna Peppa il peperoncino non ce lo faceva mai vedere a noi, ce lo metteva di nascosto e poi eravamo lì con le labbra tutte bruciacchiate perché eravamo bambini piccoli. Oioia, ma la non c'è più, è fidanzata ormai, col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Ecco qua, guardate. Adesso questo mano a mano appassisce, le patate erano già cotte un po' da prima, vedete la bellezza, guardate un po', questa si chiama la giardiniera alle melanzane, ai peperoni, alle patate e a noi. Che profumo di giardinetta. La nostra giardinetta è quasi pronta, ci vuole ancora un po', la lasciamo cuocere. Guardate che cosa bella. I pomodori poi piano piano evaporano e rimangono come se fossero quasi secchi. Che cosa ne dite di questa cosa qua? Come si fa dappertutto? Molto buono. Dai le zucchine che buone che sono, come la faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Sento il profumo, Adesso devo mettergli un paio di foglie di basilico alla fine di tutto, il basilico, perché se lo metto in cottura il basilico svanisce. Grazie per i salutini che mi mandate, vedete come sta già amalgamando, guardate. Seguirlo un pochino, vedete, gli possiamo aggiungere anche un pochettino d'acqua, poco d'acqua glielo mettiamo. Scusate che mi stava cadendo lo scialle, io soffro di artrosi cervicale
Eccolo qua, un pochettino di acqua glielo mettiamo, che gli fa bene così, perché tende ad attaccarsi un pochino. Oh, che bel profumo, come è venuto fuori adesso il profumo con l'acqua. Ah, che cosa buona, che meraviglia. Guardate che cosa bella, guardate. Che buon profumo di giardinetta. Vedete, l'acqua amalgama con gliene mettiamo ancora un pochettino di acquetta. Ricordatevi, queste operazioni sono molto importanti per evitare che tutto si attacchi. L'acqua si fa molto bene, vedete? E adesso io vado a prendere il basilico, eccolo qua, arrivo subito. Vedete, questa era una bottiglia abbandonata, ci ho messo il basilico dentro, guardate che bellezza, guardate, E poi ce n'è altro qui di basilico piantato, però noi facciamo questa operazione, l'accorciamo così, ecco qua, e la nostra giardinetta è contenta. Ecco qua, venite con me. Avete visto? Siamo pronti, siamo esattamente pronti. Adesso spegniamo, eccolo qua. E adesso ci va il basilico, ecco qua. Che profumo! Io vi ringrazio per tutte le foto che mi avete mandato del vostro orto. Che belli, che bravi che siete. Guardate qui questa roba, guardate qua. La meraviglia, guardate. E questo l'abbiamo fatto tutto in tempo reale. Guardate. Il piatto è pronto. Andiamo? Amici, siamo pronti. Ecco qua. Che meraviglia! A tavola. Si va a tavola. Andiamo? Allora, siamo pronti per assaggiare la nostra giardinetta, che è molto buona, buonetta. Sì, vi stavo dicendo che quando in periodo di carestia, che c'era poca roba da mangiare, nonna Peppa faceva questa cosa qua e metteva tutte le verdure che aveva in casa, che aveva raccolto nel giardino. E quindi, che roba buona, oioia, e si accompagna col pane. È veramente musica, vi giuro, è veramente una musica. Che buona. Il pomodoro si scioglie.
Il peperone adesso vediamo qua. Rimane croccantino ma è buono. Fa bene la gola. Che buono, le patate. Una cosa che non va bene è troppo calda. Buona, buona, buona. Accompagniamo con un bicchiere di Cannonau. Cin cin. Orgufan, alla vostra salute. Grazie per l'attenzione, vi saluto e alla prossima mangiata. Ricordatevi, giardinetta ai peperoni, alle melanzane, alle patate, alle cipolle e a noi. Ciao, ciao a tutti, ciao.